Partita importante anche perché il Forte dei Marmi deve mantenere il passo dopo la sconfitta di Trissino, ma il Valdagno deve ancora fare punti. Sgaria, Rubio, Motaran, Piroli e Garzia, dall'altra parte Gnata, Chicco Rossi, Torner, Gil e Ambrosio. Dall'altra parte Gil all'angolo, si libera della marcatura, poi la mette al centro, sfera che carambola sul portiere avversario, dunque niente da fare. Adesso ancora il Forte Marmi che recupera la sfera in una qualche maniera. Gil, missile e Pedro Gil si guadagna lo spazio e fulmina. Torner, fascia destra per lui, si accentra e là il gol di Chicco. Quelli sono i gol che Chicco mette dentro. Sfera al centro da parte di Torner in fascia destra, lo rivediamo in questo momento, e torna in avanti il Valdagno, martellata, ma la sfera è per Torner, a tu per tu con Sgaria. Olè cerca di ingannarlo con un tocco da sotto, non ci riesce. Il Forte dei Marmi sta macinando veramente a gran velocità e ovviamente poi con gli uomini tecnicamente dotati che ha è ancora più agevolato. Intanto è Cinquini, l'appoggio per Gil che scivola, attenzione, Ojeda contro Riccardo Gnata, Ojeda, Gnata, Capitan Gnata cerca un varco che non trova per l'intervento di Chicco Rossi, costretto a girare sfera all'indietro per il tentativo adesso di deviazione. Questa volta si deve impegnare non poco Gnata per deviarla, cerca un compagno, lo trova nello stesso Gil, accelerazione di Gil al centro, deve inventarsi in attacco adesso Forte dei Marmi per il tentativo al centro, non arriva Chicco per l'intervento di Sgaria. 10° fallo a carico del Valdagno, porta sfera Ambrosio e poi la alza e la mette fuori, dunque darla qui, girarla dall'altra parte, che poi Tornero non ci pensa neanche un secondo, ci prova e si chiude sul 2-0. 2-0 per il rossoblu, tutto matura nel corso dei primi 5 minuti, gol di Schiller, raddoppio di Rossi, ma se c'è un eroe di serata io credo che sia Bruno Sgaria, che veramente ha tenuto a galla i suoi.